Sostanzialmente no al decreto rilancio. Una conferenza stampa oggi insieme alla Società Nazionale Costruttori, invece che semplificare il governo mischia le carte, Presidente. Un decreto che riteniamo deludente e certamente insufficiente a rilanciare l'edilizia e i lavori pubblici, soprattutto in quella parte del territorio nazionale che stanno soffrendo in particolar modo, come il contesto agrigentino. Dai dati rilevati dall'Osservatorio dei lavori pubblici del Consiglio Nazionale degli Architetti abbiamo potuto apprendere che nel corso del primo semestre 2020 in Sicilia e in particolar modo ad Agrigento si è registrato un abbattimento del fatturato dei liberi professionisti che operano nel settore dei lavori pubblici del 41%. Sono numeri importanti che fanno riflettere che ha bisogno di provvedimenti ben più robusti di quello proposto dal Governo. Un'altra proposta nostra riguarda invece l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione lavori per quest'anno e l'anno prossimo, interamente tutti questi incarichi affidati ai liberi professionisti, questo al fine di dare un po' di ossigeno alle partite IVA che sono veramente la parte più in sofferenza della nostra società civile. Al fine di coprire un po' questi incarichi dal punto di vista finanziario abbiamo proposto la costituzione di un fondo di dotazione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro, un fondo che poi si autoalimenterebbe a regime con il recupero da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle risorse relative ai finanziamenti dei lavori e ai recuperi dei ribassi di gara. Non si muove nei passi dell'architettura contemporanea, del consumo di suolo zero, perché ci blocca in quegli interventi di demolizione e ricostruzione, soprattutto oggi che noi parliamo di una nuova legge urbanistica che, ricordo a tutti, è stata presentata dalla Regione Siciliana proprio ad Agrigento e tra l'altro non ci consente di andare a riqualificare i nostri centri storici. Noi oggi abbiamo voluto fare questa conferenza stampa con attori fondamentali del comparto dei professionisti e del mondo degli imprenditori proprio per dire alla politica di ascoltare chi ogni giorno lavora di queste semplificazioni e potrebbe dare un grosso aiuto. Addirittura voi avete minacciato di scendere in piazza, non c'è quindi un interlocutore da parte dello Stato? Sì, a noi è da 3 anni che lottiamo su tante misure, non abbiamo mai avuto interlocutori con cui poterne parlare. In campo nazionale sicuramente il Consiglio Nazionale degli Architetti sta facendo un lavoro importantissimo nel comparto dei lavori pubblici con il nostro vicepresidente Rino Lamentola. Qui ad Agrigento in provincia ci siamo battuti sui piani regolatori generali, ci siamo battuti sulla riqualificazione dei centri storici che con questo decreto semplificazione vanno a bloccare, non certo a semplificare le procedure. È stata una bella occasione per dire che come la politica non dovrebbe fare le cose e come invece dovrebbe confrontarsi prima con le realtà produttive e professionali di questo Paese, prima di emanare norme che rischiano di non funzionare, di funzionare male. Quindi cosa proponete voi? Ma noi abbiamo proposto già diverse cose sia nel settore dei lavori pubblici che nel settore dei lavori privati. Nei lavori pubblici diciamo che non si può tutto concentrare solo sull'affidamento dell'incarico o l'affidamento della commessa, ma bisogna ragionare bene sulla programmazione, bisogna semplificare i processi per programmare le opere pubbliche e renderle veramente facilmente appaltabili e poi facilmente realizzabili, consentire alle amministrazioni di potersi dotare di un parco progetti, quindi attraverso il fondo di rotazione nazionale che possa consentire a tutti gli enti di potersi dotare di progettazioni vere e proprie, il fatto di aprire veramente il mercato ai liberi professionisti che sono quelli che in questa fase di emergenza sanitaria stanno soffrendo più di tutti gli altri.